un'industria insalubre di prima classe. Questo è il punto, cioè non è un cavillo, è il cuore della faccenda, e quindi un'industria insalubre di prima classe non va in una zona industriale a fianco delle case. Se poi le case si sono avvicinate ancora rispetto alla planimetria, quello è un falso perché uno deve presentare la planimetria però sanabile, perché si porta la planimetria nuova, però lì poi c'è il punto quanto distanti sono, si può arrivare. Però penso, prima l'Avvocato ha precisato una cosa che adesso è appena andata via, cioè non è una questione solo decidere la provincia o decidere la regione, è la questione che la linea che ha scelto la regione è che questi impianti non vanno fatti e hanno cambiato nome per farli, cioè non è deve farlo la regione, non lo deve fare nessuno, e questo è un bluff. La provincia deve, lei per prima, tu sei assessore provinciale, quindi secondo me siete voi i protagonisti in questa fase qui. Se vi è già stato presentato il progetto, vuol dire che qualcuno a livello regionale ha deciso che, oppure loro hanno fatto i furbi, si sono presentati lì e in regione non l'hanno ancora forse certificato, però voi dovete dire alla regione: signori, questo non è un impianto di recupero di materie, questo è un impianto che rientra negli inceneritori di nuova generazione, tutto quello che volete. A quel punto lì l'iter si ferma, non si fanno le osservazioni quelle di prammatica, i cittadini, i comuni, si ferma, si impianta, c'è un falso e basta, fine, non è quell'impianto lì, lo dicono loro e non possono cambiare quella frase lì, perché questo hanno presentato, attenzione, questo hanno presentato, c'è un falso. In questa cosa qua, secondo me, in questa fase qua, questo chiude una parte grossa della partita. Poi non sono mai chiuse del tutto queste partite, non sono mai chiuse del tutto. Però attenzione, quando 10, 15, 20 anni fa ne volevano fare 10 di inceneritori nel Veneto, e abbiamo cominciato a dire no, si fa la raccolta differenziata spinta, 1° aprile del 1993, a Riese Piedecimo c'erano le squasse in piazza, a Montebelluna, ho le fotografie, e li abbiamo obbligati, quella volta ero assessore regionale all'ambiente, a fare la raccolta secco-umido, che i sindaci mi bestemmiavano dietro perché non volevano all'inizio, poi hanno detto meno male. Da quel momento in poi tutti i progetti degli inceneritori sono andati in tilt da soli, perché se tu porti avanti una linea, quell'altra crolla. Gli inceneritori che avevano fatto fare in Germania prima del 1990, da quando hanno fatto il decreto Teffer, che li ha obbligati a fare le raccolte spinte e anche a fare il vuoto a rendere, che in Italia non li ha ancora obbligati nessuno, gli inceneritori sono andati in crisi e prendono i rifiuti da dove li vengono, da dove gli arrivano, contentissimi perché sono in crisi di astinenza. Questo Caderbue, che sento adesso dalla Pupato, è stato di nuovo autorizzato, un impianto che non se ne è accorto nessuno che è andato in tilt, hanno speso l'ira di Dio, ci hanno mangiato sopra, era la Tangentopoli veronese, quella lì, no, di Sbuarina, eccetera, era proprio la madre delle prime tangenti venete, lì, proprio attorno all'inceneritore, proprio lì. Un impianto pazzesco, super, io l'ho visto il giorno dopo quando sono andato a visitarlo, io ho dato la dichiarazione, ma Luna Park, cioè tutto pieno di congedi di tutti i tipi per selezionare, per fare, andato in tilt dopo 2 mesi mi pare. C'erano impianti enormi di gestione anaerobica, i batteri si sono messi in sciopero, hanno bloccato tutto. Sciopero perché quando butti dentro roba sporca e gli vuoi far fare roba pulita, i batteri si sono lamentati, anzi si sono suicidati. E quell'impianto lì si è fermato. Adesso vogliono spendere una mano i soldi, dicono che siamo in crisi, che non ci sono i soldi. Facciamoli questi conti, perché questo è pubblico, quest'altro è privato. Non so fino a che punto, però è privato. Questo qui, il Caderbue invece è pubblico.
soldi, facciamo un po' i conticini di dove li mettono i soldi, di dove vanno buttati certe volte i soldi, facciamo questi conticini, perché non sono pochi. Se uno comincia a fare tutta la somma degli impianti e delle cose create solo perché erano del studio tal dei tali, parente del presidente tal dei tali, cugino del eccetera, c'è un giro che in Italia siamo abituati, l'abbiamo vista ahimè, no? L'abbiamo vista ahimè. Dove arriva sto giro? L'abbiamo visto, no? Dove arriva? No, sembrava che ci fosse un argine, non c'è l'argine, però se la gente ci mette il naso allora salta fuori l'argine di nuovo. Salta fuori l'argine di nuovo perché la gente sa tutto, perché si comincia a sapere tutto, o se non sa tutto ci sono anche le persone che si mettono una mano sulla coscienza. Io sono venuto qua a parlare, non c'ho mica la scienza infusa, non ho il contrattino con San Pietro, evidentemente studiando, parlando, conoscendo, vengono fuori le cose, no? Non è che ci vuole chissà che roba, bisogna però non avere interessi contro il bene comune, questo è il problema, perché se tu hai interessi contro il bene comune non salta fuori niente, ti diranno, io quando ho sentito questa frase di questo avvocato mi sono venuti i capelli dritti, ma come? Il comitato chiede di un certo avvocato, l'avvocato si rifiuta di... ma attenzione, a parte che diceva giustamente, adesso rispondo all'ultima domanda, perché mi ha ricordato un episodio di 3 anni fa, che forse avrete sentito nominare anche voi, e che è stato un miracolo, però un miracolo che io vi voglio ricordare perché si possono ripetere questi miracoli, che vanno al di là di tutte le divisioni, anche le più radicali di tipo politico, personale. Volevano distruggere la magnifica valle di Scheveningen, dall'altra parte del Grappa, non mica tanto distante da qua, no? Ve lo ricordate? 2 progetti, uno peggio dell'altro, non è ancora finita, ma sembrava già fatta. A me arrivavano le persone, le telefonate, io non sono più consigliere regionale dal 2000, quindi mi arrivavano solo per rifugio un peccatore, quando non sanno dove andare, alla fine arriva la telefonata di Bizzotto e dice Michele vieni tu, insomma questa è la situazione, no? Allora mi arrivano le telefonate dicendo l'hanno fatto, ormai sono tutti d'accordo. Io sono andato lì a Scheveningen, a Quero, anzi sotto, abbiamo fatto un'assemblea che non era così, ma il paragone era simile, c'era mezzo paese, insomma, e gli ho fatto una proposta pazzesca, gli ho detto, sentite, se volete, noi andiamo in processione, partiamo da Scheveningen e andiamo a Venezia tutti. 300 persone ci sono state, sembrava pazzesca, il comitato era perplesso, mi ha detto falla se vuoi questa proposta, si è alzata una signora, ha detto io vado, altra signora, tutte donne. Io vado e allora anche i maschietti dietro andiamo anche noi, 300 persone, 40 km il primo giorno da Scheveningen a Treviso. Ma che vuoi sindaco donna? No, piano, io sottolineo e condivido al 1000% la frase che ha detto prima il professor Bizzotto, attenzione a non farsi del male da soli, stiamo attenti. Anche lì c'era un sindaco contro le cave e un sindaco a favore delle cave. La gente si è mossa e tutti insieme, 12 sindaci, la Pupato era sindaca di Montebelluna, allora siamo passati per Montebelluna, ci siamo fermati lì, c'è la fotografia con 12 sindaci con la fascia tricolore, della Lega, del PD, di Italia Nostra, di Forza Italia, di tutto. Ma tutti insieme, trascinati dalla gente, trascinati proprio. La gente si è messa in cammino alla stazione di Quero alle 8 di mattina del sabato, è arrivata alle 6 di sera a Treviso, 40 km a piedi, passando appunto per Montebelluna, i piedi li avevamo grossi così, abbiamo fatto un'assemblea enorme, non so se c'era qualcuno di voi, non sto inventando niente, il giorno dopo dicevamo che non ci sarà nessuno, perché eravamo morti, il giorno dopo c'eravamo tutti e anche di più. Perché la gente era lì alle 8 di mattina alla stazione di Treviso, Mogliano, Venezia, stazione di Venezia. E adesso cosa facciamo quando siamo arrivati di domenica sera? Per fortuna la RAI quella volta ci ha seguito, perché ci ha fatto un paio di servizi, c'erano le fiaccole, il coro alla fine. Però
Il punto è stato che poi abbiamo chiesto a tutti i gruppi consigliari, tutti, non solo i nostri amici, tutti, di essere presenti il mercoledì successivo in consiglio regionale, c'era consiglio, un'ora prima, per presentare una mozione per bloccare quella miniera. C'erano tutti, abbiamo fatto nell'aula della, mi ricordo, 7ª commissione, c'erano tutti i gruppi consigliari, sono tanti perché tutti i partiti, c'erano anche quelli piccoli, quelli da uno, tutti c'erano. E a quel punto si è fiondato anche l'assessore, è arrivato Renato Chisso, che non si sarebbe mai sognato di venire, ma ha visto cosa stava succedendo, ha detto: questa miniera non si farà mai. Applauso. Gli ho detto: Renato, posso applaudirti, perché era la prima volta in vita mia che applaudivo, ci siamo scontrati 1000 volte, io ti applaudo perché sei stato veramente, hai svolto il tuo ruolo, sei venuto qua, non hai fatto nessuno, hai detto: prendo atto che questa cosa è sbagliata, perché lì, quella valle, chiunque di voi ci sia andato nella Valle Schiavini sa che si è a 300 metri dal livello del mare e sembra di essere a 1500, è un paradiso, bene, e si è vinto, però a queste condizioni, c'eravamo tutti, donne, uomini, bambini, anziani, come un pullman dietro che se uno si stancava se lo portava, c'erano tutti i gruppi politici, alla fine, non all'inizio, ma all'inizio ce n'erano già 2 o 3, perché c'era il consigliere quello lì, c'era il consigliere quello lì, e io li prendevo per il colletto e li portavo. Io non ero di nessuno di quei partiti lì, non ero né della Lega né di Forza Italia, perché c'era Bond di Forza Italia, c'era Bottacin della Lega, c'era quello dei comunisti italiani a Talmi, nessuno di questi partiti non c'era neanche lontanamente vicino. Eppure hanno svolto il loro ruolo. E non si può far finta che non ci siano. Ci sono i sindaci, ci sono i consiglieri di opposizione e quelli di maggioranza. Bisogna rispettarci tutti e fare il nostro ruolo. Se lo facciamo tutti, provincia in testa in questo momento, lo ripeto perché secondo me è strategico, questa battaglia si vince. Io ne sono convintissimo. Se invece si fanno doppi giochi, da tutte le parti, attenzione, i doppi giochi si possono fare sia da parte di chi fa finta di non sapere, ma anche di chi fa finta di fare la battaglia, facendo finta di volerla fare tutti insieme, ma sperando che l'altro non ci stia, così poi lo attacco. No! Bravo, la soddisfazione, ti sei fatto bello ed è finita lì, e poi ti mangi il classificatore alla fine e dirai è colpa sua. Bel risultato, i bambini lo respirano lo stesso, perciò dobbiamo starci tutti assieme al 100%. Bravo.